Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, camera ardente per Paolo Taormina al Pala Oreto. In 300 tra agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza setacciano lo Zen. Per la sicurezza nel capoluogo La Galla e Schifani da Piantedosi a Roma. Delirio nei social, oltre 4.000 i like che plaudono al video che l'assassino ha postato dopo l'omicidio. Antidroga a Trapani, scoperto dai carabinieri un bunker blindato con pesanti grate e un portone di ferro che nascondeva un centro di spaccio. 3 arresti dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Vittoria, in manette un pericoloso boss, Gianfranco Stracquadaini, latitante da 18 mesi per tentato omicidio, trafficante di droga in complicità con la mafia albanese. Forse a una svolta il mistero del sequestro lampo del 17enne. Palermo, indagato per truffa sui bonus edilizi Giuseppe Piraino, imprenditore impegnato contro il pizzo, più volte minacciato dai mafiosi, che aveva fatto arrestare. La replica: sono distante da chi froda, vado avanti a testa alta. A Catania, mattinata da incubo per il traffico, auto e bus fermi per ore. All'alba un cavallo, l'avete visto, che trainava un calesse, purtroppo è morto alla circonvallazione provocando il caos. Altri problemi: avviati i cantieri sulla A18 tra Giarre e Acireale con la restrizione delle corsie di sorpasso. Ancora a Catania, spazzatura e topi da Montepo al villaggio Sant'Agata, chiuse alcune scuole, disagi per i genitori. Il pistacchio, l'oro verde di Bronte, protagonista dell'apprezzatissima sagra in corso fino a domenica tra gli stand dell'esposizione, centinaia di visitatori, molti provenienti anche dall'estero. Calcio, il Catania verso la partita interna di domenica contro la Salernitana. Con Cicerelli infortunato si apre la possibilità di una maglia da titolare per D'Ausilio. Massimino verso il tutto esaurito. Bentrovati, il delitto Taormina a Palermo, camera ardente aperta per tutto il giorno al Pala Oreto, una folla commossa dall'ultimo saluto alla vittima dello scruscio. E per domani, giorno dei funerali, il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino. Di un piano contro la violenza di strada nel capoluogo discutono a Roma La Galla e Schifani con il ministro dell'Interno Piantedosi. Maglio viola. Palermo come Caivano. Zone rosse, più forze dell'ordine, controlli a tappeto a fianco di interventi di riqualificazione urbana e sociale. È l'ipotesi alla quale si lavora congiuntamente fra governo nazionale, governo regionale e comune di Palermo. Oggi a Roma sono volati il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla per incontrare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sul tavolo c'è il dossier Palermo, che è nelle mani del sottosegretario Wanda Ferro, un dossier che si è cominciato a creare dai tempi della strage di Monreale. Allora i dati della criminalità a Palermo parlavano di una città non più complessa di Milano o Roma, ma erano dati ingannevoli e il messaggio che parte dalla Sicilia e che le parti sociali hanno dato ieri sera al prefetto. L'escalation continua e l'omicidio di Paolo Taormina lo dimostra. Sul tavolo anche l'ipotesi di una modifica normativa che introduca il reato di apologia di Cosa Nostra, attraverso il quale togliere la voce ai social a tutti i personaggi che fanno della criminalità un brand, un esempio. Sul fronte delle indagini si cercano i complici di Maranzano, il 28enne accusato del delitto, che ha confessato di aver ucciso ma non racconta altro. Con lui c'erano diverse persone e almeno uno sarebbe complice diretto del delitto. Intanto resterà aperta per tutta la giornata di oggi la camera ardente di Paolo Taormina allestita al Pala Oreto. Una folla commossa tributa l'ultimo saluto e non solo amici e parenti ma anche cittadini qualsiasi. Domani, nel giorno dei funerali, il sindaco ha già dichiarato il lutto cittadino. Maxi Blitz stamane allo Zen di Palermo, polizia, carabinieri e finanzieri setacciano il quartiere a caccia di armi e droga, perquisite abitazioni, posti di blocco. Marco Gulà.
Siamo nel cuore dello Zen 2, da questa mattina un elicottero sorvola tutto il comprensorio, ci sono controlli e perquisizioni a tappeto, già alcuni arresti ma soprattutto un controllo capillare del territorio da parte delle forze dell'ordine. Un maxi blitz che è legato anche all'omicidio di Paolo Taormina, ma l'intervento rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio. Tra gli obiettivi è la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito presenti all'interno di aree definite come sensibili. 300 uomini dei reparti territoriali hanno perquisito anche le abitazioni e i magazzini, diversi posti di blocco e il controllo di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza. Non sono mancati momenti di tensione. Alcuni residenti dello Zen 2 non volevano che si perquisissero le loro abitazioni. Ecco, adesso andiamo avanti. A proposito di social, sono oltre 4.000 i like che applaudono al video dell'assassino di Palermo, pubblicato prima di entrare in carcere. Come spiegare un'insensibilità così sfrontata? Eva Spampinato lo ha chiesto al sociologo dei media digitali Davide Bennato. Come arresti? Per che cosa? All'omicidio di Michele Navarra. I like sul sangue degli altri, i cuoricini sul video pubblicato quando la sua pistola era ancora fumante, la pistola che ha ucciso Paolo Taormina e non quella d'oro che tiene al collo Gaetano Maranzano, il killer dello Zen di Palermo, che dopo l'omicidio postava un TikTok con l'audio tratto da una fiction sotto Torrinia. Io faccio il mio mestiere. L'assassino del povero ragazzo in realtà ha trovato una situazione per cui aveva bisogno di sottolineare la propria posizione sociale all'interno di una rete più ampia di contatti e di relazioni. La galera te la mangi, fratello. A sostenerlo una valanga di like, oltre 4.000, tanti follower e un nuovo profilo anonimo, Zen 2. Voleva sottolineare la propria identità in un contesto ovviamente che avrebbe, virgolette, apprezzato e riconosciuto quel tipo di comportamento per rinforzare il suo ruolo e la sua visibilità all'interno dei social che si occupano specificamente di questo modo di interpretare il mondo. Era già successo a fine aprile, subito dopo la strage di Monreale, sempre nel palermitano. Anche in quel caso TikTok la vetrina per esprimere la vicinanza ai killer. Il social più amato dai giovani diventa una passerella per delinquenti, un luogo in cui l'atteggiamento mafioso, che è una cosa diversa dalla mafia, viene alimentato da un sistema social che alimenta a sua volta l'ignoranza stessa, che si fa modello. Viene chiamata appunto filter bubble, cioè la bolla del filtro, cioè io rimango chiuso all'interno di una stanza in cui io ascolto semplicemente le cose che mi piacciono e che ritengo che valga la pena di essere ascoltate. Per esempio, se io seguo un certo tipo di musica, la piattaforma mi farà sentire solo e unicamente le persone che hanno quel tipo di musica o comunque fanno quel tipo di musica. Come in una bolla fatta di musica trap, neomelodica, barbe lunghe, magliette firmate e sfoggio di armi. Questo tipo di meccanismo non fa altro che impoverire la nostra vita sia relazionale ma soprattutto la nostra vita culturale. E così su TikTok l'arroganza diventa stile, la violenza una posa da mostrare, il crimine un trampolino per la notorietà. E vedremo prossimamente se da Roma arriveranno provvedimenti per apologia della mafia su TikTok. Intanto a Trapani i carabinieri hanno arrestato 3 persone che avevano allestito una piazza di spaccio nelle case popolari. La droga era venduta in un appartamento blindato con pesanti grate e un portone di ferro che è stato sfondato dai vigili del fuoco. Simona Mazzone. Si nascondevano nelle case popolari di Fontanelle Sud, nel Trapanese, 2 diciottenni e una 52enne che qui avevano organizzato una fiorente piazza di spaccio. I 3 pusher sono stati arrestati dai carabinieri che durante le perquisizioni domiciliari hanno trovato i narcotici commercializzati, documentando con queste immagini l'esistenza in uno dei 2 appartamenti di un vero e proprio bunker della droga. Nell'abitazione blindata con pesanti grate e un portone in ferro munito di feritoia, lo spacciatore turnista effettuava scambi di droga e soldi, comodamente seduto ad una scrivania con dosi sistemate e pronte per essere cedute e mazzette di soldi, con la certezza di poter sorvegliare il perimetro del Palazzo Popolare grazie al complesso sistema di videosorveglianza di cui era stata dotata la piazza di spaccio. Circa 30 carabinieri con il supporto dei cinofili e dei vigili del fuoco hanno prima circondato l'edificio e rimosso i sistemi di difesa allestiti dai criminali che impedivano l'accesso al bunker. Eccoli mentre sfondano la porta con un divaricatore idraulico.
In casa c'erano cocaina, anfetamina e hashish, bilancini e materiale per il confezionamento della droga e circa 1.000 euro in contanti. Arrestato a Comiso Gianfranco Stracquadaini, latitante da 1 anno e mezzo. Potrebbe aver avuto un ruolo nel sequestro lampo del 17enne figlio di un noto imprenditore della zona. Veronica Barbarino. È stato arrestato all'alba a Comiso dagli uomini della squadra mobile di Ragusa e della Sisco di Catania il boss Gianfranco Stracquadaini, la cui ombra aleggiava nelle ipotesi sul sequestro lampo del 17enne vittoriese, figlio di un noto imprenditore della zona, avvenuto nelle scorse settimane nel Ragusano. Il 50enne, detto Faccia d'Angelo, latitante da giugno 2024, era ricercato per tentato omicidio e associazione mafiosa. Stracquadaini, ritenuto il nuovo punto di riferimento di Cosa Nostra nel Vittoriese, è stato sorpreso in un appartamento dove nascondeva 2 pistole cariche pronte all'uso. Era accusato di aver organizzato il 25 aprile dell'anno scorso il tentato omicidio di Roberto Di Martino, parte di un piano per eliminare collaboratori di giustizia e consolidare il controllo criminale su Vittoria e dintorni. Gli investigatori indagano ora anche su legami con traffici di droga internazionali in contatto con clan albanesi. A Palermo l'imprenditore Giuseppe Piraino, simbolo della lotta a racket, è indagato per truffa sui bonus edilizi. L'accusa: mai ultimati i lavori in 15 cantieri con i soli ponteggi montati. La Guardia di Finanza infatti sequestra 3,5 milioni di euro. La replica di Piraino, che si difende: sono distante da chi truffa, vado avanti a testa alta. Giusy Lazzara. Giuseppe Piraino, l'imprenditore anti-racket che ha più volte denunciato i suoi estortori, è indagato dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, per indebita compensazione di crediti e truffa aggravata. Le indagini, nate da un esposto presentato nel luglio del 2023 da una palermitana proprietaria di un appartamento, hanno portato a scoprire 15 truffe avvenute nel 2021 legate ai bonus edilizi per il rifacimento delle facciate. La Guardia di Finanza ha subito iniziato le verifiche. Da qui è scattato il sequestro di beni nei confronti di Piraino, legale rappresentante della Mosina Costruzioni SRL, per 3,5 milioni di euro. Dall'esito delle attività, dice un comunicato del comando della Guardia di Finanza, è stato possibile appurare la totale o parziale assenza di lavori con solo i ponteggi montati, la carenza della documentazione a supporto degli stessi, giungendo a quantificare in 7 milioni di euro l'ammontare complessivo dei bonus facciate inesistenti. Secondo l'inchiesta, Piraino non avrebbe mai maturato il credito d'imposta derivante dalla cessione dei crediti da parte del condominio, dato che i lavori sono risultati incompleti. Dal canto suo, l'imprenditore si dice lontano da chi truffa. Qui mi sento tranquillo, ho agito in buona fede, non ho toccato soldi dei miei committenti per andarmi a fare i miei investimenti all'estero, non mi sono comprato oro e neanche orologi di valore. Ma ripeto, quando ho sequestrato dei crediti che non si riescono a monetizzare per dei lavori che non si riescono a portare avanti. E cosa devo fare? Mi impicco. E ci sarebbero altri appalti gestiti dalla Mosina Costruzioni che seguivano la stessa prassi nel prevedere di incassare attraverso lo sconto in fattura crediti d'imposta illegittimi, cedendoli in parte per monetizzarli e utilizzarli in parte come compensazione. Recentemente Piraino aveva aderito al movimento controcorrente del deputato regionale Ismaele Lavardera, che in una nota fa sapere che ritiene tendenziosi gli accostamenti al movimento e chiede che la Procura vada fino in fondo nell'inchiesta. A Catania adesso traffico paralizzato stamattina dopo che un cavallo purtroppo è morto sulla circonvallazione. Gli automobilisti costretti per ore in direzione Mister Bianco. Simona Mazzone. Un giorno di ordinaria follia a Catania. Automobilisti bloccati per ore a causa di un cavallo morto alla circonvallazione. Il fatto è avvenuto poco prima delle 6 del mattino, ma c'è voluto del tempo per rimuovere la carcassa dell'animale all'altezza dello svincolo con via Santa Sofia. Migliaia le auto immerse nel traffico paralizzato in direzione Mister Bianco. Anche chi proveniva da Canalicchio ha dovuto affrontare un fiume di veicoli in coda.
una fila chilometrica che partiva da Ognina. Pare che il cavallo trovato esanime per terra si sia accasciato per un malore. È stato trovato qui, vicino alla rotatoria accanto al calesse che trainava. Aveva un microchip e la polizia, intervenuta con i vigili urbani e i veterinari dell'ASP, ha identificato il suo proprietario. Un caso simile nel maggio scorso, sempre alla circonvallazione di Catania. All'altezza del Tondo Gioeni un cavallo a velocità è andato a sbattere sulla cartellonistica stradale posta sullo svincolo, perdendo molto sangue riversatosi sulla strada. Ancora una volta emerge il tema dei cavalli dopati per aumentare le loro prestazioni. Non si sa al momento se anche questo è il caso, ma è certo che Catania è una delle città a maggiore concentrazione di corse clandestine. Tanto che ancora una stalla abusiva è stata scoperta dalla polizia, che ha trovato 2 cavalli rinchiusi in una struttura non autorizzata nel quartiere San Cristoforo in via Gramignani. Il tetto era troppo basso, gli spazi piuttosto angusti e mancava un abbeveratoio automatico. Il proprietario, un 52enne catanese, è stato denunciato. Altri disagi nella circolazione, avviati i cantieri sull'autostrada 18 tra Giarre e Acireale con la restrizione delle corsie di sorpasso. I lavori si dovrebbero concludere a fine mese, ma a novembre sono previsti ancora altre attività. Francesco Triolo. Code e disagi preventivabili sono quelli sull'autostrada 18 Messina-Catania nel tratto tra Giarre ed Acireale, dove dal 13 ottobre sono stati avviati i cantieri per la sostituzione dei guardrail per adeguarli alla recente normativa e sono state parzializzate entrambe le carreggiate dei 2 sensi di marcia con la chiusura della corsia di sorpasso. 5 chilometri circa di un'unica corsia che soprattutto nelle ore di punta portano ad un rallentamento del traffico. Lavori che dureranno sino al 30 ottobre, secondo il cronoprogramma stabilito dal Consorzio Autostrade Siciliane, quando sarà riaperta tutta la carreggiata, ma non sarà la conclusione dell'appalto perché, dopo il ponte in occasione della ricorrenza dei defunti, dal 4 novembre il cantiere sarà spostato nel tratto tra Acireale e Catania. La stessa operazione che stiamo facendo da Giarre ad Acireale, cioè la parzializzazione della corsia di sorpasso in entrambi i sensi di marcia, lo faremo pure da Acireale a Catania. Molti utenti hanno segnalato l'assenza di operai nella prima mattinata nei cantieri, ma il CAS ha spiegato come fossero impiegati nelle barriere delle aree di servizio e degli svincoli. Ieri sera invece qualche coda si è registrata a causa del maltempo. Non abbiamo rilevato particolari criticità, ieri sera c'è stato qualche chilometro di fila, ma perché c'è stato pure un temporale che si è abbattuto in quell'area. Diciamo che in linea di massima sta funzionando. Diciamo le dita, speriamo che non ci siano criticità di sorta pure per i prossimi lavori. Da immobile confiscato alla mafia ad albergo sociale, l'amministrazione di Catania destinerà la palazzina di via Francesco Mannino Cefali, in corso di riqualificazione con i fondi PON Metro, a un progetto di accoglienza destinato a persone e nuclei familiari in condizioni di grave marginalità sociale. L'albergo sociale, ha detto il sindaco trentino, sarà un luogo di accoglienza, ma anche di speranza e reinserimento per chi vive in situazioni di estrema difficoltà. E torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Trentino, in diretta su Telecolor, dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Ancora a Catania, spazzatura e topi da Montepo al villaggio Sant'Agata. Chiudono alcune scuole, famiglie preoccupate e in difficoltà per la cura dei più piccoli. Tonino De Mana. A Montepo siamo in fase di spazzatura e di topi. Praticamente ci stanno salendo quasi a casa. Invasi da spazzatura e topi con gravi rischi per la salute pubblica, inevitabili chiusure delle scuole e conseguenti disagi per i genitori. Lucchetti nei cancelli e tanta rabbia per un'emergenza igienico-sanitaria che deriva dall'inciviltà e dall'incuria. Venerdì scorso l'avvistamento di un topo all'asilo comunale di Montepo ha fatto scattare la chiusura e la contestuale derattizzazione. Ma serve a qualcosa se il plesso è completamente circondato da ampi terreni incolti?
Ben venga la deratizzazione, però a nome di tutti i genitori, vogliamo che il comune si attivi immediatamente a bonificare tutto quello che c'è attorno. Intere aree in abbandono ed intere aree letteralmente ricoperte di spazzatura. I fossati che vedete vengono utilizzati per gettare qualsiasi cosa e a qualsiasi ora. Da queste parti siamo a Montepo. La raccolta differenziata non decolla o forse non è mai stata presa sul serio dagli stessi cittadini. Oggi è mercoledì, cosa c'è? Cosa si smaltisce? Io non lo so questo. Lei la fa la raccolta differenziata? Io sì, ma... E come la fa se non sa cosa c'è oggi? Allora, io la faccio, no, infatti, questo sì, ha detto la cosa giusta. E praticamente vogliamo essere aiutati. Siamo disposti a fare raccolta differenziata, ma vogliamo essere aiutati, questo è bravissimo, dal comune, perché non c'è altro da fare. Di questo passo continueremo a parlare per molto di rifiuti, topi e scuole chiuse. Per la cronaca, sono state installate trappole alla Pestalozzi, al villaggio Sant'Agata e all'asilo comunale di Montepo. Ovviamente, stop alle lezioni perché il diritto alla salute prevale sul diritto allo studio. Oggi tocca al vetro, se non sbaglio. Inaugurata a Bronte la 34esima edizione della Sagra del Pistacchio, che si concluderà il 19 tra stand, degustazioni e spettacoli. Tantissimi visitatori provenienti anche da fuori Italia. Orazio Longo. C'è anche una mascotte con l'occhio da polifeme e una bombetta inglese sulla testa. La 34esima Sagra del Pistacchio di Bronte racconta ancora una volta il gusto di quello che è ormai conosciuto come l'oro verde. In giro per il centro del paese, fra gli stand, molti visitatori venuti anche da fuori Italia alla ricerca del vero pistacchio di Bronte. Questa non può essere che la festa di chi coltiva il pistacchio, ha affermato il sindaco, ma non solo, ha aggiunto. Il pistacchio ha raggiunto i vertici che poteva raggiungere. Oggi Bronte ha il diritto di guardare anche ad altre attività che possono fare crescere ancora di più la città. Per le strade sbandieratori, la banda San Biagio, le Majorette. Lungo il Corso Umberto avremo il pistacchio, su Piazza Spedalieri avremo il pistacchio DOP, su Piazza Liuzza avremo i prodotti tipici. Un'area attrezzata per i bambini per dare ai più piccolini un po' di svago e divertimento, e poi avremo i soliti spettacoli itineranti. Ma la sagra è anche un'occasione per riflettere sulla produzione del pistacchio e sul futuro, dice Giuseppe Castiglione. Noi siamo in un mercato mondiale sempre in grande crescita, noi siamo una nicchia, manteniamo la nostra distintività, manteniamo la nostra qualità e vogliamo continuare a preservare questo grande patrimonio agricolo, ma anche un grande patrimonio ambientale. La sagra si concluderà il 19 ottobre. Quindi a Bronte fino a domenica. Adesso è il momento della pausa. Il Catania che prepara l'importante partita di domenica al Massimino con la Salernitana. Ce ne occuperemo subito dopo. Lo stadio verso il tutto esaurito. State con noi, vi aspetto. L'infortunio di Ciccarelli è meno grave di quanto si pensasse. L'attaccante farà il lavoro differenziato in questi giorni e si apre sulla tre quarti la corsa a una maglia da titolare per la gara contro la Salernitana. Massimino che va verso il tutto esaurito. Francesco Triolo. Il Catania tira un sospiro di sollievo. L'infortunio accusato da Emanuele Ciccarelli, uscito dopo 35 minuti a Giuliano con una borsa di ghiaccio su un ginocchio, non sembra particolarmente serio. Come comunicato dal club, l'attaccante rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti e gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari. Il giocatore rossazzurro svolgerà nei prossimi giorni un programma di lavoro differenziato e, se una lunga attesa sembra scongiurata, resta però da valutare la disponibilità del numero 10 per il big match di domenica al Massimino contro la Salernitana, ed è proprio sulla tre quarti che nascono quindi i dubbi maggiori per Mimmo Toscano. L'assenza di Ciccarelli apre a nuovi scenari come quello dell'impiego dal primo minuto di D'Ausilio, che sinora si è visto da titolare solo in un'occasione a Cosenza, poi sempre da subentrato.
per l'ex Avellino. Quello con la Salernitana è quasi un derby e potrebbe essere l'occasione giusta per entrare nel cuore del Massimino, vista l'importanza della partita. Per il resto Toscano dovrebbe confermare il blocco difensivo che dovrà arginare Inglese e compagni. Intanto prosegue a buon ritmo la prevendita, entrambe le curve sono sold out, restano pochi biglietti per le due tribune e questo il termometro per capire quanto sia alta l'attesa per la gara di domenica. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento con il sindaco Trantino alle 14.30 su Telecolor, dopo il TG delle 14. Noi per altre notizie vi diamo appuntamento alle 20. Grazie e buon pomeriggio.